Ultimamente le notizie sembrano susseguirsi in maniera veramente veloce e questo perché questa crisi in particolare non ha eguali, è semplicemente la prima volta che affrontiamo una situazione del genere e questo succede esattamente in un momento storico pessimo perché alcuni paesi, tra cui anche l'Italia, non si erano ancora ripresi dalla crisi del 2008 e quindi è per questo che ci sono tanti fronti aperti in questo momento e la situazione è abbastanza drammatica. E-Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Ci eravamo lasciati giusto poche ore fa con un altro video che vi lascio qui in alto a destra, che è fondamentale per capire questo video, quindi andatevelo a recuperare se non l'avete ancora visto, con un'Europa spaccata su due fronti. Il primo rappresentato da Italia, Francia e Spagna, dirò solamente quelli principali per comodità, e l'altro composto da Germania e Olanda. Loro non vogliono gli Eurobond, noi sì. Non solo, perché la Germania ha fatto una controproposta, cioè l'attivazione del MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, anche noto come Fondo Salva Stati. Tuttavia il nostro paese è molto ostile a questo genere di misure e a fine video capiremo il perché, quindi rimanete fino alla fine. Iniziamo quindi con le pesantissime notizie dell'ultima ora, proprio è uscito poche ore fa. La presidentessa della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha fatto di nuovo parlare di sé dopo aver bollato i Corona Bond come un semplice slogan e l'ha fatto tramite una lettera inviata al quotidiano La Repubblica. Vi lascio con il passaggio fondamentale che viene molto discusso in queste ore. Ad oggi l'UE, e cioè le istituzioni europee e gli Stati membri, hanno mobilitato 2.770 miliardi ed è la più ampia risposta finanziaria ad una crisi europea mai data nella storia. Queste cifre però mi lasciano un attimo perplesso e andiamo a capire perché. Innanzitutto, come abbiamo già detto in altri video, si è attivato il meccanismo che si chiama PEPP, che prevede un acquisto di titoli di Stato di 750 miliardi di euro. Oltre questo c'erano già previsti 250 e oltre miliardi di euro di acquisti sempre di titoli di Stato, come quantitative easing. Ora, queste cifre, sommandole, portano a 1000 miliardi. Quindi, da dove viene questo numero 2770 miliardi? Nell'intervista Ursula parla di 2770 miliardi messi in campo dagli Stati, e questo è fondamentale, dagli Stati. Questo perché non si tratta di una manovra europea, una maxi manovra europea, si tratta semplicemente della somma di tutte le spese. Parte di questi soldi, ad esempio, verranno messi dalla Germania per un ammontare di 550 miliardi, ho fatto un video, ve lo lascio sempre qui in alto a destra. Noi ad esempio abbiamo messo in campo 25 miliardi perché abbiamo meno manovra di azione in quanto a spesa. Insomma, queste sono le somme di tutte le spese di tutti i paesi. Quindi vi esorto a non farvi fuorviare da questo numero gigantesco, 2770 miliardi, che fa assolutamente impressione. Anch'io in prima battuta, in un primo momento, l'ho letto e ho pensato, oh mio Dio, qui stiamo scrivendo la storia, stiamo mettendo sul piatto 2770 miliardi, e invece poi mi sono andato a documentare bene e queste sono semplicemente la somma delle spese. È una specie di riassuntone di quello che è successo fino ad adesso. Però la von der Leyen non si limita qui e prosegue il discorso. Sento che molti invocano un nuovo piano Marshall. Il budget dell'Unione dovrebbe essere il nostro piano Marshall. Per farvi capire meglio, qui sta alludendo al piano che hanno messo in atto gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale per dare degli aiuti concreti all'Europa per ricostruire e rilanciare l'economia. Insomma, tantissime belle parole, ha anche espresso la vicinanza ai cittadini italiani. Però non è quello che volevamo sentirci dire. E questo perché contemporaneamente è arrivata anche un'altra notizia che riguarda il ministro delle finanze francese, Bruno Le Maire, che dice che sarebbe disposto ad un'adozione del MES senza restrizioni. E questa non è per niente una buona notizia per l'Italia perché avvicina la Francia all'asse tedesco. Quindi dopo il video di ieri che spiega un po' il fondo salva stati, quindi non mi ripeterò, andate a vedere quel video lì, capiamo per quale motivo l'Italia non vuole adoperare il fondo salva stati. L'utilizzo del MES presuppone che tutte le scelte che verranno fatte in futuro nel nostro paese verranno ampiamente vincolate. In pratica presuppone che vengano adottate delle riforme obbligatorie, imposte dall'alto, che significheranno dei sacrifici per i cittadini italiani. L'Italia è un paese un po' particolare, la nostra spesa pubblica è veramente altissima e non può essere coperta in quanto a costi neanche mettendo delle aliquote veramente alte sulle imposte.
Usare questi soldi del MES significa prendere un impegno vincolante ad usarli per migliorare i conti pubblici e non solo. E sapete perché vi dico vincolante, proprio questa parola? Perché se questi soldi del Fondo Salva Stati vengono utilizzati ma non si riesce a raggiungere gli obiettivi di riforma che ci si era prefissati, allora scatta una condizione molto penalizzante, che è la ristrutturazione del debito. Ristrutturare il debito significa ridurre il debito che un paese ha senza però pagare quel debito. E questo significa che se io cittadino ho prestato 1000 euro allo Stato, non mi verranno rimborsati tutti e 1000. Ora capite perfettamente perché sono vincolanti queste misure di austerity, perché se non le mettiamo in campo, automaticamente scatta la ristrutturazione del debito. Quindi mettiamoci adesso nei panni di Giuseppe Conte, il nostro premier. Se accetta di usare questi fondi, automaticamente sta accettando di sottostare ad alcune regole che vengono dall'alto, e ve lo dico fuori dai denti, sarebbe una tremenda ingerenza nei confronti del nostro governo. E non so quanto sia saggio affidarsi a questi soggetti che hanno in mano un deterrente così forte come la ristrutturazione del debito. Possono letteralmente farci fare quello che vogliono dopo. E non prendiamoci in giro, perché l'Europa non è nuova a forti scandali come questi. Pensiamo ad esempio alla Grecia e a Cipro. Io sinceramente capisco perfettamente il no secco del nostro premier. Aggiungo poi che queste misure sicuro al 100% risanerebbero i nostri conti, e sarebbe fantastico risanare i nostri conti. Però a quale costo? Il costo lo pagano i cittadini così. Arrivati a questo punto è fondamentale che voi capiate che io non sono un anti-europeista, anzi. Però lasciare le decisioni economiche di un paese in mano a soggetti esterni a quel paese non significa che questi soggetti si comportino al meglio. Si crea infatti una sorta di freddo distacco tra chi governa e chi viene governato, e questo è assolutamente un problema. Si rischia di diventare solamente dei numeri in un bilancio, quando dietro ci sono delle persone. Prima di passare alla curiosità economica di oggi, io non sono catastrofista e mi auguro vivamente di non dover ripercorrere dei brutti precedenti. Lo sapevate che esistono delle banconote da 1.100.000.000 di sterline? Sono definite Giants e Titans e sono custodite unicamente dalle banche di Scozia e Irlanda del Nord.